Ceschina Conegliano, udienza ad alta tensione a Treviso, in aula la deposizione del grande accusatore che cerca di scagionare se stesso e l'ex fidanzata, la rabbia degli altri imputati. Graffette nell'impasto dei panini al cioccolato comprati in un supermercato del Veneziano. Dopo averli mangiati, una mamma e 3 bambini costretti a rivolgersi all'ospedale. Indaga il NAS di Treviso. Incidente in A27 tra Mogliano e la tangenziale di Mestre. Rimorchio di un tir si ribalta. Autostrada bloccata per ore in A4. Scontro tra mezzi pesanti. Chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto. Migliora il 63enne investito da un'auto ieri sera a Casale sul Sile. Il 54enne che l'ha travolto, sceso per soccorrerlo, urtato a sua volta da una macchina. L'appello alla prudenza della sindaca Golisciani. Contrasto allo spaccio di droga tra i giovanissimi, doppia operazione di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, 3 arresti e 4 denunce. Le Fiamme Gialle sequestrano 18 kg di stupefacenti. Dazi, l'economia trevigiana trema dopo l'annuncio della Casa Bianca, preoccupazione di Camera di Commercio e sindacati. Automotive, mobili e sport system sorvegliati speciali. Timori per la tenuta del sistema economico veneto, la politica si divide, il PD all'attacco, la destra italiana ha fallito. E al Museo di Santa Caterina di Treviso il vuoto lasciato dalla Maddalena giacente di Canova si fa simbolo in un'attesa carica di significato. Nella mostra oltre 100 opere in un viaggio attraverso arte, spiritualità ed emozione. Buonasera, ben trovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. C'è la cronaca giudiziaria in apertura con il delitto di Margherita Ceschin a Conegliano, udienza ad alta tensione questa mattina, anzi per tutta la giornata, in tribunale a Treviso, in aula la deposizione del grande accusatore che cerca di scagionare se stesso e l'ex fidanzata, la rabbia degli altri imputati. Udienza ad alta tensione per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano, aula blindata da agenti di polizia penitenziaria e carabinieri. A parlare Joel Lorenzo, il grande accusatore che ha ribadito dopo i 2 interrogatori la sua verità. Dietro ad un paravento per motivi di sicurezza ha spiegato per filo e per segno il piano del delitto, ruoli degli imputati, orari e sopralluoghi. Joel ha subito chiarito di non aver mai saputo perché Matteo Garcia, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, dovesse entrare nella casa dell'anziana e dice di aver avuto solo l'incarico di portare lì Garcia e controllare che nessuno si avvicinasse alla casa. A Conegliano, a bordo di un furgone guidato dal fratello di Joel, Sergio Lorenzo, sono arrivati tutti e 3. Sergio sarebbe rimasto dentro il veicolo pur essendo l'organizzatore dell'intero piano. Durante la testimonianza proprio il fratello Sergio si è alzato rivolgendosi a Joel e urlando: "Chi ti ha detto queste cose?". Il clima in aula si è acceso tanto da costringere il giudice a far immediatamente allontanare l'imputato dall'aula. I complici sono rimasti in udienza, non potendo però vedere il volto di Joel. Quest'ultimo avrebbe inoltre scagionato la ex fidanzata Candy Rodriguez Maria, relegandola ad un ruolo marginale, avendo la donna inviato alcuni bonifici in Spagna successivi al delitto, ignorando la motivazione dei pagamenti. Ribadito il mandante del delitto, Enzo Lorenzone, ex marito della vittima, che aveva promesso una cifra cospicua ed un'abitazione a 2 piani a Sergio Lorenzo, soldi che non sono mai arrivati, tanto che Matteo Garcia, tornato in Spagna insieme a Joel, faceva pressioni ripetute per ricevere il compenso. A non parlare è il detenuto che, anziché a Lorenzon, ha passato il bigliettino alla polizia penitenziaria del carcere di Treviso. Lui, trasferito al carcere di Padova, oggi in condizioni più restrittive rispetto a prima, ha scelto di non volersi nemmeno identificare, ma le sue dichiarazioni rilasciate i giorni successivi al fatto sono state acquisite, dunque valide nel processo. Al banco dei testimoni anche la donna residente a San Biagio di Callalta, che per un periodo ha avuto rapporti con Enzo Lorenzon. A lei quest'ultimo avrebbe promesso dei soldi per trovare qualcuno che potesse uccidere o mandare in sedia a rotelle o spaventare Margherita Ceschin. Un'udienza a Fiume che ha visto anche la deposizione di un carabiniere del nucleo investigativo che ha illustrato tutti gli elementi, dai video ai tabulati telefonici che collocano i 3 nei pressi della casa della pensionata nel giorno del delitto ed in quelli precedenti. Gli avvocati della difesa degli imputati Fabio Crea e Mauro Serpico hanno intenzione di far parlare Matteo Garcia e Sergio Lorenzo per raccontare la loro versione a fronte di una testimonianza che di fatto li inchioda e conferma l'accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato, reato che prevede l'ergastolo. E andiamo a sentire proprio gli avvocati difensori con l'andare della giornata. Poi nel tardo pomeriggio la vicenda si è ribaltata ulteriormente. Sentiamo. Non
Non pensavo la mia vita prendesse questa piega, spero che Dio mi conceda la forza di affrontare questa situazione. Mi scuso, sono solo alcuni passi della lettera che Joel ha inviato al fratello della vittima, Paolo Ceschin, per chiedere scusa per quanto ha contribuito a far accadere. Gli avvocati Mauro Serpico e Fabio Crea hanno deciso all'ultimo di non far parlare i loro assistiti. Nelle domande che hanno rivolto a Joel Lorenzo lo avrebbero fatto cadere in alcune risposte evasive che secondo la loro versione mette un punto importante nella difesa. La parte più importante è stata sicuramente la testimonianza di Joel, che è stata per alcuni aspetti, riteniamo, fondamentalmente inattendibile, perché ha rappresentato alcune circostanze che effettivamente anche da un punto di vista di ragionevolezza sono incompatibili con la realtà. Dall'altra ha rappresentato delle circostanze invece importanti per l'esclusione di alcuni degli imputati di questo processo, segnatamente la signora Kendi e Beltre Guzman. Ritengo sia emerso senza tema di smentita che la mia assistita non ha partecipato in alcun modo all'uccisione della signora Tiziana Ceschin. Ma soprattutto che non sapesse? L'unica sua responsabilità, se così vogliamo chiamarla, è stata quella di, diciamo così, aiutare il padre del figlio che portava in grembo in quel periodo a fuggire da una situazione di pericolo. Lo sfogo di Sergio è avvenuto nel momento in cui il fratello Joel è andato a parlare della presunta confessione che gli avrebbe fatto Sergio in ordine al fatto di aver ricevuto il mandato omicidiario da parte di Lorenzon. È questo che ha fatto scattare l'ira di Sergio, perché è una circostanza che il mio cliente ha sempre categoricamente negato. Nella testimonianza ribadita in aula da Joel aggrava la posizione del fratello Sergio quale organizzatore dell'intero piano omicidiario, del mandante Enzo Lorenzon, ex marito di Margherita Ceschin, e dell'esecutore materiale del delitto Matteo Garcia. Prossima udienza fissata per il 10 aprile. E ora un caso su cui stanno indagando i carabinieri del NAS di Treviso: graffette metalliche nel panino al cioccolato acquistato al supermercato. Abbiamo raccolto lo sfogo, la denuncia di una mamma che è dovuta ricorrere all'ospedale insieme a 3 bambini e sul caso appunto è accesa la polemica. Sentiamo. Ho acquistato dei panini al cioccolato in un supermercato di Spinea e li ho portati come merenda per mio figlio, offrendoli anche a 3 amichetti. E dopo poco il bambino è venuto con un pezzo di questi panini sputato e mi diceva che dentro sentiva qualcosa di duro. E io non ci ho fatto caso, gli ho detto rimangiatelo, buttalo via. Lui l'ha rimangiato e ha continuato a giocare con gli amichetti. Dopodiché verso le 18 ha iniziato a lamentare un forte mal di pancia e anche in quell'occasione io sono stata un po' superficiale, se devo dire la verità. Dei panini al cioccolato per la merenda dei bimbi con dentro delle graffette metalliche poteva avere serie conseguenze quanto accaduto a Spinea ad una mamma che ha acquistato la confezione in un supermercato della zona e poi ha servito i panini come merenda pomeridiana al figlio di 5 anni assieme a 2 amichetti. Solo dopo cena, quando anche la mamma ha mangiato un pezzo di panino, l'inquietante scoperta. Ho trovato dentro all'impasto 3 graffette di ferro aperte. Subito sono state avvisate le famiglie degli altri 2 bimbi e dopo ore di angoscia la decisione di andare al pronto soccorso. Questa mattina però eravamo prese dal panico e siamo andate all'ospedale di Mestre all'Angelo, dove prontamente hanno visitato i bambini e mio figlio aveva nelle feci una di queste graffette e hanno fatto degli RX. Nel frattempo la mamma ha avvisato dell'accaduto il supermercato. Al supermercato il direttore mi ha risposto che finché non avesse avuto delle direttive dall'alto non avrebbe ritirato dalla vendita il prodotto. Di qui la segnalazione ai carabinieri del NAS. Io stamattina ho chiamato immediatamente i NAS di Treviso che mi hanno spiegato come muovermi, ho fatto un esposto e hanno iniziato appunto a muoversi. Anche loro mi hanno detto che il direttore del supermercato non si è comportato in modo adeguato.
Noi abbiamo contattato naturalmente il supermercato in questione, il marchio in questione, e proprio dal supermercato fanno sapere che in serata sono state avviate le verifiche del caso e aggiungono di aver precauzionalmente tolto dal mercato il lotto di panini al cioccolato in tutti i punti vendita. Andiamo avanti, a mezzogiorno di oggi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in autostrada A27 tra gli svincoli di Mogliano e l'allaccio della 57 in direzione Tessera per un camion a rimorchio finito di traverso lungo la carreggiata, lo vedete nell'immagine, nessuna persona è rimasta ferita ma i disagi sono stati immediati, i pompieri accorsi da Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il traffico è rimasto a lungo bloccato per permettere il recupero del container del rimorchio finito rovesciato, sul posto anche la stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Tra l'altro non è stato questo l'unico incidente che oggi ha procurato disagio in autostrada, c'è stato uno scontro tra 4 mezzi pesanti nel tratto di A4 tra San Donà di Piave e Cessalto e anche in quel caso il tratto è stato chiuso naturalmente per consentire la rimozione dei mezzi. Sono migliorate le condizioni del 63enne ricoverato ieri sera d'urgenza dopo essere stato travolto intorno alle 20:45 in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile. Stava passeggiando a bordo strada in direzione Treviso, è stato colpito alle spalle da una Volvo condotta da un 54enne che si è fermato a soccorrerlo e una volta sceso è stato a sua volta urtato da un'altra macchina, una Volkswagen Golf guidata da un 36enne che si è fermato a sua volta. Davvero una dinamica incredibile. Alla base dell'incidente pare la scarsa illuminazione di quel tratto. In ogni caso il sindaco Golisciani in una nota oggi ha fatto sapere non solo di essere vicino naturalmente ai feriti, ma ha anche invitato i cittadini a usare sempre la massima attenzione sulla strada perché dice basta un secondo di disattenzione e ti cambia la vita. Dal canto nostro come comune, aggiunge, stiamo lavorando per mettere in sicurezza varie arterie stradali e a riguardo abbiamo partecipato anche ad alcuni bandi per ottenere maggiori finanziamenti. Purtroppo il nodo delle risorse, lo sappiamo, è sempre quello principale per i comuni. E ora parliamo di spaccio di stupefacenti. Ci sono 2 operazioni significative in queste ore. Partiamo da quella compiuta dalla Guardia di Finanza di Venezia che ha sequestrato addirittura 18 kg di droga. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato 3 giovani italiani, tra cui un 25enne di Roncade, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di 18 kg di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno individuato una strutturata rete di spaccio di hashish e marijuana con base sulla terraferma veneziana, identificando dei soggetti che si approvvigionavano e rivendevano ingenti quantitativi di droga utilizzando una nota piattaforma di messaggistica istantanea. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare i 18 kg di stupefacenti, 5 dei quali proprio in casa del giovane trevigiano e oltre 30.000 euro in denaro contante. Oltre al 25enne di Roncade sono finiti in manette un 30enne, già con precedenti, di Bevazzana, frazione di San Michele al Tagliamento, che aveva in casa 9 kg di droga e un 40enne di Spinea che in casa aveva altri 4 kg. I 3 arrestati si trovano ora in carcere. 4 giovani denunciati invece, 3 ventunenni e un 25enne, per aver costituito una rete di spaccio di hashish e marijuana, anche in questo caso tra Treviso, Roncade e Quarto d'Altino. Sono quelli finiti nella rete della squadra mobile che da un controllo antidroga effettuato nel 2022 in un istituto scolastico cittadino ha dato poi vita all'indagine che ha portato a scoprire il giro d'affari del gruppo. Durante il controllo a scuola erano stati individuati e sanzionati alcuni studenti in possesso di modiche quantità di fumo, chiamiamolo così, risalendo ai fornitori. Nella lente della polizia sono finiti i 4 giovani appena maggiorenni, tra l'altro all'epoca dei fatti, ai quali ora è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. A Breda di Piave ora in via Parè per un incendio che ha suscitato allarme nel pomeriggio, a fuoco un capanno degli attrezzi, tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che ha evitato che le fiamme si propagassero alla vicina abitazione.
Un'alta nube nera visibile a chilometri di distanza, l'allarme immediato ai vigili del fuoco. Incendio nel pomeriggio in via Apparea, Breda di Piave, a prendere fuoco un ricovero attrezzi accanto all'abitazione di una coppia di anziani. Il padrone di casa, un agricoltore, per scacciare delle api dall'alveare costruito nel capanno, aveva acceso delle torce così da disperderle con il fumo, ma le fiammelle hanno avvolto la struttura. C'era ripostiglio trattore e Ma era un ricovero attrezzi? ricovero attrezzi. Non so come sia successo. Per fortuna le fiamme erano alte e verso il campo, non verso la casa. Che la proprietà di là non è stata intaccata. Adesso c'è la signora che sta male. Intorno all'abitazione si sono radunati vicini e passanti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando che si propagassero alla casa. Non si sono registrati feriti, ma l'ambulanza del SUEM 118, arrivata sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri, ha prestato soccorso per il grande spavento alla moglie dell'agricoltore. E ora apriamo l'ampia pagina dedicata ai dazi, alla nuova politica commerciale annunciata dalla Casa Bianca, che sta naturalmente suscitando sconcerto e grande preoccupazione in tutto il mondo. L'economia trevigiana anch'essa trema dopo l'annuncio di Donald Trump. Preoccupazione dalla Camera di Commercio, dove però si guarda a nuovi mercati, mentre per i sindacati bisogna scongiurare il rischio delocalizzazioni. Dopo Francia e Germania, quello americano è il terzo mercato di riferimento per l'export trevigiano, un valore di vendite che nel solo 2024 ha superato il €1.300 miliardi, l'8,5% del totale, bevande, sostanzialmente prosecco, macchinari industriali, mobili, articoli sportivi ed elettrodomestici sono gli articoli più richiesti. Da questa fotografia parte ogni ragionamento nel giorno in cui Donald Trump ha fissato dazi mediamente al 20%. C'è molta preoccupazione, abbiamo visto le borse cosa stanno perdendo e quindi veramente preoccupa tutto questo. Ma oltre alla preoccupazione e ai dati che abbiamo, che da giorni se ne discute, dobbiamo pensare a delle proposte e delle alternative di nuovi mercati. Insomma, bisogna già trovare alternative. Lo stesso Pozzo in questi giorni si trova in Sud America per aprire nuove rotte commerciali. A ottobre a Castelbrando ci sarà un summit proprio con i paesi del Centro e Sud America. Ci sono potenzialità tra le nostre imprese manifatturiere che veramente possono dare soddisfazione alle nostre imprese. La fortuna nostra del Veneto è che abbiamo tanti distretti e non siamo monotematici. In attesa di soluzioni restano i timori dei sindacati, a tremare soprattutto l'automotive, dove i dazi salgono al 25%, nella marca forte è la componentistica. Il nostro problema è quello che la situazione possa aggravarsi in maniera tale da arrivare ovviamente anche a dichiarate situazioni di esubero del personale in determinate aziende, cosa che ad oggi non è ancora ufficiale, e questa notizia di dazi ci preoccupa ulteriormente per gli effetti negativi. Lo spettro è quello di una nuova stagione di delocalizzazioni da scongiurare con ogni mezzo. La FIOM CGIL chiede clausole di salvaguardia. Abbiamo bisogno di politiche che oggi rimettano al centro il lavoro e l'occupazione, a partire da un presupposto di quello che è un modello industriale e della capacità, come dire, di non più esternalizzare e di non sostanzialmente esportare attività produttive. Abbiamo bisogno di un vero e proprio continuità del Made in Italy. Automotive ma anche Sport System, che a Montebelluna ha un peso specifico. Nicola Palumbo è consulente di tante realtà del territorio e conosce bene i numeri. Un mercato, quello americano, per noi importante, si parla di €162 milioni di esportazioni, e che chiaramente preoccupa e che chiaramente porta a pensieri negativi su quello che sarà il futuro. Anche qui vanno trovate alternative, dice Palumbo. La stessa svalutazione monetaria potrebbe essere paradossalmente un fattore compensativo. Una svalutazione che ci porterà ad essere più competitivi nelle esportazioni verso altri mercati. Magari proprio quei mercati che oggi sono nel pieno di una battaglia commerciale con gli Stati Uniti e che potrebbero invece cogliere nell'Unione Europea e nel territorio nostro un'opportunità per importazione, per commercio aggiuntivo. Questi dazi faranno male, ma niente panico, afferma Franco Adami, presidente del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG. L'Europa ripensi la sua strategia, l'appello che arriva dal re della grappa, Roberto Castagner.
fino a qualche giorno fa non sapere se 30, 50 o addirittura 200 ci metteva in un'ansia incredibile. Oggi sappiamo che sono 20. 20 è comunque un dazio importante. Come dice il presidente Mattarella, lo ripeto sempre, i dazi fanno male a tutti. È l'ora di fare i conti tra i filari del Prosecco, dove il cigno nero dei dazi ha volteggiato per settimane. Adesso una percentuale c'è e i produttori alla vigilia del Vinitaly fanno simulazioni. Franco Adami è il presidente del consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG, arrivato a esportare negli USA circa 3.600.000 bottiglie. Al 20% diciamo che potremo aspettarci nei primi periodi un calo che può essere 10-15%, ma questo lo diciamo solo sulla base di una stima sintetica che abbiamo in testa. Calcolare il peso di un dazio, avverte Adami, non è matematica pura, molto dipende dalla filiera distributiva, di certo qualcosa cambierà per il consumatore americano. Un Conegliano Valdobbiadene allo scaffale, come si suol dire in termine tecnico, per un cliente americano oggi può essere tra i 18 e i 24 dollari, potrebbe andare tra i 21 e i 27. Bisogna a questo punto capire se e quanto di fronte al rincaro il cliente USA sia disposto a rinunciare a un brindisi con il Conegliano Valdobbiadene. Cosa bevo al posto di Conegliano Valdobbiadene? Cosa bevo, per dirla alla grande, al posto di un Prosecco? Abbiamo delle caratteristiche nei vini che non sono imitabili. Di nicchia ma comunque di peso anche il mercato delle grappe e dei distillati. Castagnera Vazzola è uno dei nomi più altisonanti. Il mercato statunitense, conferma il patron, incide per il 3%. Siamo preoccupati quindi non tanto perché perdiamo volumi, ma quanto perché alcuni progetti che avevamo avviati nel 2024 proprio per incrementare le vendite, ma anche per lanciare prodotti nuovi che presenteremo a Vinitaly tra qualche giorno, è che questi progetti si sono fermati aspettando chiaramente che Trump ieri sera decidesse cosa fare. Tra i nuovi prodotti anche quelli dealcolati, ma al di là delle strategie aziendali resta una considerazione generale anche sul ruolo dell'Europa. Bisogna dar soldi per spenderli ai dipendenti, agli impiegati, agli operai, perché solo così possiamo uscire. L'Europa deve finire di avere una politica recessiva, penalizzando chiaramente anche le importazioni da altri paesi. Io credo che questo sia il messaggio che ha dato Trump, è fatto in maniera esagerata, forse è fatta in una maniera anche non giusta, però dico stiamo attenti che a proteggere troppo i debiti rispetto alla crescita siamo diventati tutti più poveri. Tra la preoccupazione generale per la tenuta del sistema economico veneto, la politica si divide, il PD va all'attacco, la destra italiana ha fallito, sperando che un atteggiamento di sudditanza verso Trump avrebbe risparmiato l'Italia e la sua economia. Un colpo duro per il nostro export. Per il presidente del Veneto Luca Zaia i dazi introdotti da Trump colpiscono in modo particolare comparti strategici del Veneto. Serve una risposta concreta e possibilmente coordinata a livello europeo, prosegue Zaia, evitando reazioni impulsive ma agendo con la necessaria fermezza per tutelare lavoro, impresa e competitività. Posizioni diverse sul territorio degli amministratori leghisti che evidentemente non la pensano come il leader del carroccio Salvini, che ha parlato dei dazi come di un'opportunità per le aziende, auspicando in un trattamento di favore per l'Italia. L'appello che faccio soprattutto a chi ci governa è quello di non andare avanti con le minacce, ma di aprire dei canali istituzionali di dialogo, perché ne va della tenuta dell'economia del nostro territorio. Sono altrettanto convinto che i dazi, se da una parte possono favorire l'economia americana, dall'altra la possono anche danneggiare. Quindi con i dazi perdono tutti. Grande preoccupazione per la tenuta del sistema economico veneto e per le ripercussioni accadute sul tessuto sociale da parte dei primi cittadini, con Forza Italia che ancora una volta prende le distanze dagli alleati del centrodestra. Quando si parla di geopolitica internazionale poi qualcuno pensa che un paese sia differente dall'altro. Noi parliamo di Europa in generale e proprio qui sta il nodo. È inutile che pensiamo ai personalismi quando poi ci accorgiamo che sui massimi sistemi il nostro paese non conta nulla se non conta all'interno di un sistema europeo che purtroppo non è il sistema europeo che vorremmo vedere. Abbiamo per troppi anni latitato da questo punto di vista e oggi i nodi arrivano al pettine. Un'Europa debole che negli scenari internazionali non è in grado di farsi valere. Gli esponenti di Fratelli d'Italia confidano nella Premier e nella diplomazia.
Oggi so che c'è anche Giorgia Meloni ha disdito tutti i suoi impegni per radunare i ministri attinenti a queste attività, insomma, quindi alla parte produttiva Urso, ma anche all'agricoltura Lollobrigida, ad altri, insomma, insieme anche ai viceministri, e quindi sicuramente il governo pone attenzione. Vanno attivate vie diplomatiche, la diplomazia deve essere comunque fondamentale in tutto quello che sta succedendo, perché sicuramente non è semplice. Ovvio che bisognerà poi anche guardare con attenzione anche ad altri mercati, però bisogna cercare, insomma, di lavorare affinché questa... All'attacco il PD con il segretario regionale Martella, che parla di situazione potenzialmente devastante ed accusa la destra di atteggiamento di sudditanza verso Trump. Qualcuno addirittura ha detto, mi riferisco a Salvini, potrebbero essere un'opportunità per le nostre aziende. Non sarà così, si creerà una situazione molto molto complicata per il nostro export e per i lavoratori. La prima cosa che dovrebbero fare questi esponenti politici, dovrebbero chiedere scusa alle nostre aziende, cioè dovrebbero dire: guardate, ci siamo sbagliati, fino a qui abbiamo adottato una politica di totale subalternità, vi chiediamo scusa, cerchiamo di recuperare. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta, eccoci con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, dopo l'ampia pagina di cronaca e di economia, parliamo di ragazzi, di studenti e di musica. All'Istituto Riccati Luzzati proprio gli studenti hanno vissuto un'esperienza unica grazie allo spettacolo Mystery Train. Il nostro treno sta per partire. Un treno immaginario ha condotto gli studenti dell'Istituto Riccati Luzzati attraverso la storia del rock, con tappe che vanno dai gospel, degli schiavi africani, al rock and roll e ai grandi artisti di Woodstock. Abbiamo organizzato questo viaggio in treno, saremo con tutti questi splendidi ragazzi, li porteremo a fare 12 stazioni che vedranno la musica americana del 1850 fino ad oggi. A guidarli in questo emozionante viaggio musicale due leggende trevigiane, Beatles, showman appassionato di musica, e Tolo Marton, chitarrista di fama internazionale. Durante lo spettacolo Mystery Train, gli studenti hanno scoperto strumenti d'epoca, tecniche musicali e l'impatto sociale di questa rivoluzione culturale. Sicuramente questa opportunità per me significa innanzitutto imparare quei valori che la musica ci vuole trasmettere. Così abbiamo la possibilità di ascoltare esperienze comunque legate anche alla musica a cui noi giovani siamo molto legati. Il rock and roll, simbolo di libertà e anticonformismo, ha unito generazioni e abbattuto barriere, offrendo uno spunto di riflessione sul potere della musica come agente di cambiamento. Raccontare ai ragazzi come è nata la musica rock, partendo dai canti gospel degli schiavi africani portati in America e come si è evoluta, contaminandosi poi nel rock and roll, ad arrivare ai giorni nostri, a Woodstock, ai Beatles, fino ai giorni nostri. L'iniziativa, fortemente sostenuta dalla dirigente Francesca Mondin, si è trasformata in un evento coinvolgente che ha toccato le corde dell'anima degli studenti. Un arricchimento culturale che per i ragazzi è fondamentale, di musica del nostro territorio, di musica che avvicina i ragazzi anche a un'altra generazione e che permette loro di fare dei ragionamenti, delle riflessioni su quello che è il loro mondo e il mondo invece, diciamo, di un'altra epoca. Al Museo di Santa Caterina invece il vuoto lasciato dalla Maddalena giacente di Canova si fa simbolo di un'attesa carica di significato in mostra oltre 100 opere. E ancora contiamo che possa arrivare. La Maddalena giacente svenuta, questa, che da mesi viene rimbalzata tra sovrintendenza e ministero, ministero e sovrintendenza, sovrintendenza e ministero, morale della favola, questa statua non è arrivata a Treviso. Al Museo di Santa Caterina di Treviso avrebbe dovuto brillare il capolavoro di Antonio Canova, la Maddalena giacente svenuta, richiesta già nell'ottobre del 2024 per far parte della mostra La Maddalena e la Croce, amore sublime. Tuttavia, al posto della celebre opera campeggia una provocatoria sagoma, evocativa delle scene del crimine, simbolo di un'assenza che si fa sentire. L'esposizione, in programma da sabato al 13 luglio, raccoglie oltre 100 opere
opere che esplorano il legame profondo e universale tra Cristo e Maria Maddalena attraverso la lente di alcuni dei più grandi artisti della storia. Con speranza, il sindaco di Treviso Mario Conte apre l'esposizione con un appello per ottenere l'opera mancante. Spero che il ministro piuttosto che il sovrintendente si assumano la responsabilità di mettere quella firma che autorizza il trasferimento da Possagno a Treviso. Niente di straordinario, perché quella statua è una statua che è abituata a girare per le varie città, nei vari musei, e quindi c'è qualcosa di strano in questa non risposta. Da Giambellino a Guercino, dalla Maddalena di Schiavoni che riflette il Cristo negli occhi pieni di lacrime, ogni opera è un tassello di una narrazione che ha affascinato generazioni di artisti. Un percorso espositivo che si sviluppa in 12 sezioni, conducendo il pubblico alla scoperta dell'evoluzione iconografica di Maria Maddalena, una figura oscillante tra sensualità e purezza, tra errore e redenzione, che diventa simbolo universale di speranza e trasformazione. Tra dipinti, sculture e preziosi manufatti, la mostra va ben oltre il sacro, dove Maria Maddalena, protagonista assoluta, incarna emozioni senza tempo. Maria Maddalena è una protagonista facile in questo percorso, perché mette assieme, ci offre l'opportunità di parlare delle emozioni, dalla paura allo sconforto, alla delusione, alla rabbia, all'odio, ma anche dall'altra parte la gioia, la speranza e l'amore. Sono quelle emozioni che dobbiamo imparare a governare ancora anche noi. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo da Kulturlink, il progetto della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che è un punto di svolta. Ieri l'attesa riunione tra i partner, gli esiti in chiaroscuro. Ha un futuro il progetto Kulturlink rivolto ai giovani bellunesi e ai loro talenti? A sentire l'assessore alla cultura del comune di Belluno, sì, i tempi prefissati sono rispettati, il progetto va avanti e condivisione e conoscenza delle tappe sono step ai quali non abbiamo abdicato, conferma Raffaella Damiano, che mercoledì dopo lungo silenzio ha riunito a Palazzo Rosso i partner del progetto. Su 46 hanno risposto poco meno di una ventina di soggetti e il loro sentiment a fine incontro è un po' distante dalla visione di Damiano, che per inciso non viene riconosciuto come titolare dell'iniziativa proposta nel 2023 da Fondazione Teatri a Fondazione Cari Verona, che l'ha selezionata. Aspettavamo risposte che non ci sono state, anche perché tutto è stato demandato a chiamare una dipendente in fondazione per dare le risposte che avrebbe dovuto dare sicuramente l'assessore o il consiglio e la presidente della fondazione. Fra i partner serpeggia malumore, ma l'assessora Damiano non si scompone e l'ex presidente della Fondazione Teatri manda a dire che non è con il rancore e con la polemica che si costruiscono ponti per il futuro, e il futuro punta alla realizzazione del terzo step di Kulturlink, quello dedicato alle contaminazioni e alla creazione di start-up di industrie culturali creative, che culminerà a metà maggio 2027. Di più, si sta lavorando ad uno sportello giovani e al potenziamento di un gruppo giovani imprenditori. Oggi, rispetto alla dotazione annunciata di oltre €1 milione, il budget complessivo potenzialmente all'attivo sarebbe quasi il doppio. Magari i risultati ci saranno anche, ma Kulturlink era incastrato una visione, quindi a un disegno ben preciso, dove c'era dentro una fondazione che secondo me in questo momento non esiste, e quindi Kulturlink in questo modo che viene portata avanti sarà una cattedrale nel deserto. Per lavorare bene insieme bisogna farlo con trasparenza, ha rimarcato durante l'incontro il presidente di Giovani e Futuro, Luca Frescura, che non è l'unico ad aver espresso perplessità oltre a Ferigutti. Scopo dichiarato di Kulturlink era quello di fare del capoluogo non solo un contenitore di eventi ma anche un esportatore di talenti. Resta da capire quale sarà il ruolo della Fondazione Teatri nel futuro di Kulturlink, dato che Palazzo Rosso ha avvocato a sé la prosecuzione del progetto. Secondo lei che futuro può avere oggi Kulturlink? Ma Kulturlink è morto, defunto definitivamente, e sicuramente verrà portato a compimento perché è stato stanziato il contributo, ma rimarrà una scatola chiusa dentro il cassetto.
20 giorni, un tempo risicatissimo per manifestare il proprio interesse a fornire servizi di autotrasporto in subaffidamento durante i Giochi Olimpici 2026. E questo è il limite indicato da Dolomiti Bus, che ha avviato un'indagine di mercato per definire un elenco di operatori economici interessati con l'obiettivo di garantire il trasporto degli spettatori a Cortina e lungo l'asse Dobbiaco-Cortina. Una corsa contro il tempo a scapito anche delle polemiche che negli ultimi mesi hanno travolto Dolomiti Bus per il suo servizio. Il nuovo canile sanitario a servizio del bellunese, degli uffici e degli ambulatori di area veterinaria sarà realizzato nell'area di Levego. Le tempistiche non sono note perché legate all'iter di progettazione e soprattutto al reperimento dei fondi per costruire la struttura. Comune di Belluno e US Dolomiti hanno intanto firmato un accordo di collaborazione cui farà seguito lo studio di progettazione sostenuta dal ricavato di un lascito testamentario. L'ULS, dopo una perizia di stima dell'attuale canile in via Cappellari, contribuirà con l'eventuale introito della vendita dell'immobile, che però deve essere ancora autorizzata dalla Regione. Per la realizzazione del nuovo canile provinciale si ipotizza una spesa di circa 700.000 euro. Non è escluso che si potranno essere attivati ulteriori accordi con enti e istituzioni per il recupero di altre risorse economiche. Futuro supermercato nell'area ex Agip a Belluno. A bocce ferme interviene il gruppo di Forza Italia, che ribadisce la centralità del ruolo del Consiglio Comunale. Noi dobbiamo fare l'interesse pubblico, e se l'interesse pubblico è quello di aprire o non aprire, la nostra decisione deve essere orientata a quel principio. La vicenda dell'area ex Agip a Belluno è di là da venire. Lo stop impresso dal ritiro del punto all'ordine del giorno che prevedeva l'approvazione di una variante al piano degli interventi per consentire l'ampliamento del progetto, ma non dell'area vendita, come ci ha spiegato il gruppo ACIL, non vuol dire che il progetto non sarà realizzato. Anzi, come ha riferito il legale rappresentante della società proprietaria dell'area, Alessandro Buzzatti, il supermercato lì potrebbe nascere già oggi, senza se e senza ma. Benissimo, risponde il gruppo consigliare di Forza Italia. Dunque proceda pure nei modi e nei limiti entro cui può agire. Noi stiamo cercando di approfondire bene la vicenda, tant'è che la lamentela che abbiamo espresso sia in maggioranza che velatamente in Consiglio è quella che noi vorremmo essere maggiormente coinvolti, vorremmo meglio capire la variante così come proposta. In verità, taccuino alla mano, proprio la Grua, intervenendo in Consiglio Comunale lunedì, ha lanciato un messaggio chiaro alla maggioranza. Si ascoltino i consiglieri che votano bilanci e varianti urbanistiche che valgono più di 700 firme, ha detto, facendo chiaro riferimento alla giustificazione adotta dal sindaco, che ha detto di avere proposto il ritiro del punto proprio dopo aver avuto contezza del no a un nuovo supermercato espresso da una moltitudine di cittadini. È evidente che dobbiamo tener conto anche di questi aspetti, però non saremo preoccupati di eventuali ritorsioni economiche, anche perché noi riteniamo che il Consiglio Comunale non debba subirne, perché questa è una decisione politica e non amministrativa. E dunque via gli approfondimenti per capire ogni lato del progetto, che parte da lontano ma che non può spingersi oltre il mese di maggio. Per quella data, infatti, salvo un passaggio in giunta che potrebbe scombinare di nuovo le carte, è atteso il voto del Consiglio Comunale alla variante al piano degli interventi, senza condizionamenti di sorta. L'eventuale lucro cessante o danno emergente non può essere correlato al fatto che ora il supermercato che loro speravano di costruire non possa essere costruito. Questa è la nostra visione, ma questo in maniera, se vogliamo, a prioristica. Quando poi avremo modo di verificare i documenti potremo anche avere le idee più chiare. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, tra poco le previsioni del tempo, arrivederci.